Allora, dillo tu, io faccio sì con la testa, perché non andremo mai assieme. Va bene, allora, 1, 2, 3, Susi e Patrizio, news! Sì, è proprio vero, vabbè. Okay. Allora, Sì. come al solito cominci tu, ma a questo comincio punto io. hai una sorpresa, allora sorprendimi. Sono a Palermo, la mia alter ego è a Palermo. È a Palermo e vi fa vedere 2 o 3 cosine di Palermo che ho visto, dai. insomma, che ha visto lei, non io. Guarda, bastavi tu, adesso con l'alter ego siamo al completo. Allora, pronto? Mi sentite? Collegamento con me stessa, con il TG del turismo. Sono a Palermo, quello che vedete là dietro è il monte di Palermo, poi ancora potete vedere questo tramonto meraviglioso, eccolo qua. Appunto, sono a Palermo, che devo dire, e ci sono, e vi faccio vedere alcune chicche che sono tipiche del turismo, dal mercato del Ballarò, con tutte queste cose meravigliose da mangiare, dove è nato lo street food praticamente, al Teatro Massimo, alla Chiesa del Gesù, il Massimo del Barocco. Tutto appunto per il TG del turismo. Da vedere, c'è una cripta, un altare tutto in ambra del Baltico nordica, e poi questa chiesa così barocca, così piena, dove c'è un horror vacui praticamente, no? La paura del vuoto, e per cui tutto pieno, veramente la Sicilia. Qua, venite a vederla. E poi non lontano il mercato Ballarò. E poi alla sera, guardando Palermo di notte, arrivo al Teatro Massimo. È bellissimo, è fantastico. Orfeo ed Euridice di Gluck. Sì, da Palermo saltiamo a Torino. Sì. Allora avrete visto già che nei supermercati cominciano già a vendere i pandori e i panettoni, eccetera, eccetera. Già si respira un'atmosfera, come dire, prenatalizia. Allora a Torino c'è un evento 25 e 26 novembre. Sì? Per una mole di panettoni, un evento dedicato ai migliori panettoni artigianali d'Italia. Questo è bello, con varie categorie premiate, eccetera, eccetera. Insomma, comunque è bello, interessante. però già che ci siete a Torino, facciamo un po' di cultura, potete andare a visitare la mostra di Tim Burton, piace moltissimo a mia figlia, a me meno, al Museo del Cinema, nella Mole Antonelliana, naturalmente la Mole, no? E insomma ci sono tantissime cose legate appunto a Tim Burton, quindi le cose, gli schizzi, appunti presi a volte nei tovagliolini dei bar o degli alberghi, sketch, progetti realizzati e anche non realizzati, insomma tantissime cose che per gli ammiratori di Tim Burton saranno veramente una chicca. Un salto nella penisola iberica a Barcellona. Sì. Allora vi ricorderete, famosissimo monumento, l'Eterna Incompiuta, cioè la Sagrada Famiglia. Sagrada Famiglia, ecco, l'hanno cominciata 100 L'abbiamo vista. L'abbiamo vista, ma è incompleta, è incompiuta, cioè è proprio una cosa, ma peggio della fabbrica del Duomo. Invece la notizia è che sembra che a questo punto che era finita. sia finita. Ah! Sì. No, prima o poi
doveva succedere. Allora, il 12 novembre Sì? si terrà una messa di inaugurazione. Addirittura. Ecco, e le luci rimarranno accese fino a Natale, eccetera, eccetera, anche se poi postilla. Sì, però forse servono ancora 3 anni per la sesta e ultima torre. Capito? Quindi hanno già messo la manina avanti. Insomma, senza che... Comunque è meravigliosa, Sì. vale la pena solo lei, che poi Barcellona è meravigliosa ancora. Volete sapere uno strano trend di viaggio di quest'anno? Trend di viaggio, una moda, capisci? Sì. Si chiama, adesso cerchiamo di dirlo bene, Spontaneity Travel. L'ho detto bene? Sì. Basta fare imparato così, allora già viene già bene. Spontaneity E in Travel. pratica vuole dire comprare i biglietti all'ultimo momento, ma l'ultimo momento vuole dire i biglietti degli aerei, ma proprio all'ultimo momento, e quindi a un certo punto vedere anche la destinazione, più o meno la scegli anche per quelle che sono le destinazioni all'ultimo momento. Comunque è un trend incredibile, il 32% degli intervistati ha già provato questa esperienza, l'hanno già fatta in tanti praticamente, no? E prenotando viaggi per destinazioni sconosciute da 2 a 7 giorni prima della partenza. Tu lo faresti? Ma io anche sì, però scusa, si chiamava last minute questa roba qua. È Adesso vero. l'hanno chiamata adesso. Spontaneity Travel. Vabbè, è una questione di marketing. Vabbè, andiamo avanti. Allora, un altro trend del turismo, nell'ambito del turismo enogastronomico, Sì. è il birraturismo. Cioè si va in giro a visitare birrifici, Sì. a degustare delle birre artigianali guarda caso. e quindi poi a esplorare il territorio attorno. Guarda, non sottovalutare sta roba, perché la birra, Così come il vino, insomma, come l'olio, è un prodotto molto legato al territorio. Cioè tu dalla birra, ma dal miele anche, cioè, Sì, perché ci sono tutti i produttori. Esatto. ma no, ma anche proprio l'acqua di quel posto lì, il clima, le cose. E Lo invece so attraverso- che siete tutti appassionati del cibo. Sì, comunque aspetta, la Vabbè, notizia non me ne è, frega niente, vabbè. tra le tante, un birrificio Sì. di Pederobba, in provincia di Treviso, ha creato diversi tour per gli interessati. Però in Belgio sul birraturismo non si batte il Belgio, perché pensa che a Bruxelles hanno aperto da pochissimo il Belgian Beer World, un museo dedicato alle birre belghe realizzato nell'ex Palazzo della Borsa. Sì. Mi sembra anche giusto. Ecco. E quindi è un tipico santuario della birra. Ci sono tutte le birre possibili e immaginabili del Belgio e insomma se proprio volete farvi un viaggio di questo tipo, che è anche un viaggio diciamo alcolico, va bene, fatelo. andiamo avanti. Dai la notizia. Sì, Dai do la una notizia. Allora, Pronto chi viaggia, Sì. è il podcast. Sì, il Abbiamo anche il podcast a podcast. questo punto è una telefonata di un turista viaggiatore che ci chiama a questo punto dall'Amazzonia. Sempre lui. Sì, è sempre Sì, Alessio. ha un sacco di cose da dire. Allora, il podcast è uno dei podcast di Loman Radio e quindi mi raccomando, leggete qua sotto come collegarvi. Andate a vederlo. Allora, nel Riminese, a proposito che l'Oman Radio gira dalle parti del Rimini, ci danno anche questa notizia. Nel Riminese un affresco del 1300 è stato scoperto grazie alla torcia dello smartphone di un frate che durante i lavori della chiesa ha illuminato, no? A Villa Verrucchio, bellissimo, frate Federico ha illuminato dietro, no? Dietro col telefonino il muro dietro al coro ligneo e ha rivelato un'immagine di Cristo in pietà, rimasto sconosciuto da tantissimo tempo. Un affresco è stato pulito e messo in sicurezza, eccetera, e potrebbe essere opera del pittore medievale Pietro da Rimini, ed è una cosa molto interessante perché oltretutto contribuisce alla storia dell'arte anche riminese, no? Quindi bello, Guarda, bravo il frate, bravo. Guarda com'è astuta lei, ha lasciato a me l'ultima notizia, come dire, parlane tu e io ne parlo. Vi ricordiamo l'appuntamento con la Borsa Mediterranea Sì. del Turismo Archeologico a Pestum. Sì. Ecco, sì, è importantissima. Dal 2 al 5 novembre, Sì. adesso ormai ci siamo. Sì, quindi- ma la notizia è che venerdì 3 ci sarà anche Siusi. Ah no? E quindi è ancora più importante. Sì, sarò alla Basilica con appunto i filmati che ho fatto sulle Ville Medice
E poi nel pomeriggio anche questo panel, in questo incontro alla tabaccheria, sono 2 posti che ci sono lì, sono bellissimi, su tutta la storia degli Etruschi in Toscana, quindi 2 temi veramente meravigliosi che svilupperemo, quindi vi do appuntamento, venite. Sì, Se siete da quelle parti, lo so che ci siete, venite perché è veramente interessante. Comunque, cosa ci vuoi fare? Non sta mai fermo. No, ci sono tutta una serie di amici, di persone lì, devono venire. E poi degli Etruschi, e poi... Sì, è vero, un po' tanto, però chi è che la bello. tiene? Vabbè, alla prossima! Alla prossima! Ciao. Oh, a proposito, anch'io ci avrei un annuncio da darvi. Allora, dal 25 novembre alle ore 15 su Rete 4 va in onda la nuova serie di Slow Tour Padano. L'ho detto.